Ciao a tutti. Cosa le piace tanto del movimento di Grillo, tanto da scrivere l'inno per loro? Diciamo che la scelta di fare l'inno è stato un modo per sopperire alla mia non presenza all'evento. Questo non vuol dire che io tenga a due mani la bandiera del partito. Io diciamo che condivido i metodi ma non i meriti. Mi piace il nuovo approccio al potere che hanno. Fedez, un senatore del PD l'accusa di vilipendio per una frase, per un passaggio dell'inno che ha scritto, in particolare per la frase "Caro Napolitano, te lo dico con il cuore, o vai a testimoniare oppure passi il testimone". Lei cosa vuole replicare? Direi che l'accusa di vilipendio non sussiste, è un'accusa molto simpatica, ma non esiste l'offesa. Io semplicemente da cittadino a cittadino, qual è Napolitano, ho chiesto solo di prendere con responsabilità un argomento così complesso come la trattativa Stato-mafia e mi sembra un ragionamento elementare quello di dire che il rappresentante, il capo dello Stato debba perlomeno presentarsi a un processo che lo riguarda e che riguarda una tematica così sensibile. Mi sembra una cosa scontata da dire. Però alla fine si presenterà quindi e dovrà cambiare il testo del suo inno, cosa farà? No, diciamo che essendo lui un esempio di legalità sarebbe stato bello che si presentasse spontaneamente, non che venisse costretto a testimoniare, che è diverso. Vabbè. Senta, lei ha detto che le critiche che ha ricevuto dal PD sono fascismo e censura, ricordano fascismo e censura, non le sembra di aver esagerato un po' anche lei? Certo, assolutamente, diciamo che io essendo un artista forse posso permettermi di esagerare, forse quella dei due candidati del PD di chiedere una presa di posizione da parte di un'emittente televisiva per delle dichiarazioni che io ho fatto fuori dal contesto televisivo le trovo assurde. È come se un preside sospendesse un alunno perché preferisce Pollock a Chagall, assurdo. Forse parlare di ritorno al fascismo è un po' eccessivo assolutamente, ma è una provocazione, viste le provocazioni pesanti che sono arrivate a me. Diciamo che si è passati dal metodo boffo al metodo goffo, che è più simpatico. Però a proposito di dissenso, in passato anche i 5 Stelle addirittura hanno espulso chi aveva opinioni non allineate. Di quello che pensa? Ripeto, io non sono un candidato del Movimento 5 Stelle, non vuol dire che condivida tutte le idee e tutte le scelte del Movimento 5 Stelle. Senta, il suo nuovo album populista è in cima a tutte le classifiche, lei è il rapper più noto, si sente un po' il rappresentante, la voce di una generazione, di un movimento politico come in passato sono stati negli anni 70-80 cantautori come De Gregori, Guccini, lei ha questo nuovo ruolo per il popolo 5 Stelle? Io semplicemente mi reputo un cittadino libero di dare la propria opinione e i propri pensieri e ragionamenti riguardo a tematiche sensibili e anche politiche e sociali. Niente di più, niente di meno. Grazie, non sento il peso e l'esigenza di trasmettere o di giustificare quello che dico. Grazie Fedez, in bocca al lupo per tutto.